I missionari nel mondo sono coloro che vengono mandati a far vedere Gesù al mondo intero, perché lui è l'atteso da tutte le genti. Però i missionari sono tutti uguali nell'amore a Cristo, ma diversi nel loro modo di poter portare Gesù. Sono tutti necessari. Dovrebbero esistere in tutti i posti tutti i medesimi carismi che ci sono. A noi è stato dato una via. Ci è stato detto, voi andate e portate la vostra condivisione diretta con gli ultimi. Mettete la vita con la vita, però la caratteristica vostra è di mettervi sempre con gli ultimi, la vostra vita con la loro vita. E perché? Sono proprio questa via della condivisione è la vostra via visibile per tutti gli uomini, per aprire il cuore delle genti alla speranza e poi all'accoglienza di Gesù nel loro cuore. Venerdì 11 aprile 2014, serata sul tema della non violenza. Nostra ospite Martina, volontaria dell'Associazione Operazione Colomba Palestina-Israele, Corpo Non Violento di Pace, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Martina racconta la sua esperienza nel villaggio di At-Tuani, in Palestina. Dal 2004, su richiesta della comunità locale, Operazione Colomba è presente nel villaggio di At-Tuani, nelle colline a sud di Hebron. Dagli accordi di Oslo il villaggio si trova in area C, cioè sotto controllo civile e militare israeliano. A poche decine di metri dal villaggio si trovano l'insediamento di Maon e l'avamposto di Avat Maon, abitati da coloni nazionali religiosi. Questi insediamenti israeliani sono in continua espansione e annettono a sé le terre dei vicini villaggi palestinesi, i cui abitanti sono così costretti a vivere sotto la costante minaccia di violenze alle persone e alle proprietà. I pastori delle colline a sud di Hebron hanno però scelto di lottare con metodi non violenti per tutelare la propria vita e i propri diritti, riunendosi nel Comitato Popolare delle colline a sud di Hebron. I volontari di Operazione Colomba, come Martina, che è stata in quelle zone per 3 mesi, fungono da deterrente all'uso della violenza, monitorano la situazione dal punto di vista dei diritti umani, denunciando ogni forma di ingiustizia, permettendo così alle persone di portare avanti le proprie attività quotidiane. Favoriscono e appoggiano iniziative di dialogo e riconciliazione tra le parti, cercando di condividere il conflitto anche con chi in Israele ne subisce maggiormente la violenza. Un esempio è il contatto con alcuni gruppi di Sderot, città esposta al lancio di razzi dalla striscia di Gaza. Io mi chiamo Martina e ho trascorso 3 mesi quest'autunno, da fine settembre fino a Natale, in un piccolo villaggio dei territori palestinesi, in Cisgiordania in particolare, proprio a sud, quindi molto vicino anche al confine a sud con Israele. E l'ho fatto con un'associazione che si chiama Operazione Colomba e che si vuole configurare come un corpo civile non violento e di pace. La cosa che ci piacerebbe molto stasera sarebbe quella di riuscire a costruire un po' insieme un racconto di questi mesi, di questa esperienza. E io ho bisogno di voi per fare questo, e quindi vorrei partire chiedendovi, secondo voi, proprio di cuore, d'istinto, che cosa significa o che cos'è, secondo voi, la non violenza. Così. Che cosa potrebbe essere? Una tecnica di lotta. Una tecnica di lotta. Per vincere. Grazie. A me viene in mente Gandhi. Uno stile di vita. È la vera forza. Dialogo, anche se un po' scontata. No, non è scontata. Forse
fosse la vera forma di civiltà. A riconoscere l'altro come uomo, quindi come persona, sempre. Mi viene in mente una canzone, un canto che si canta in chiesa ogni tanto, che canta qua, non lo so. Pace a te, fratello mio. Proprio quando andremo in campo a trovare israeliani, palestinesi e ora dico il resto. Va bene. Inshallah. Salam. Shalom. Guarda, siccome che si scrive bravo di lui. Shalom. SH no. Ok, shalom. Shalom, sì. SH Alon. E inshallah. E salam si scrive. Semplice, sì. Lei conosce un po' di arabo? Hanno studiato un po', ma ho dimenticato tutto, sono troppo vecchio. E non No, lo parlo, per cui lo dimentico. C'è spazio, Sì, neanche sopra spazio. Un confronto pacifico. Devo riguardare un attimo. Ci manca l'espressione che origina le definizioni. Quindi Conviene metterla Non violenza. non vi- Allora, grazie mille per queste cose che avete detto, perché sono tutte vere, sono tutte davvero vere e piano piano, vivendo a stretto contatto e condividendo la vita e la lotta con una piccola parte del popolo palestinese, gli abitanti del villaggio dove ho avuto l'occasione di stare, che si chiama Tuani, ho capito queste cose, come di settimana in settimana, di 2 settimane in 2 settimane. E da parte mia vorrei leggervi una piccolissima parte di un libretto che mi ha accompagnato durante questi 3 mesi e che è stato essenziale per poter vivere la non violenza, cioè tutte queste cose che voi avete detto, in una situazione di conflitto, in una situazione di guerra. Perché tra Israele e Palestina c'è una guerra a bassa intensità, una guerra che si chiama occupazione, più precisamente occupazione militare. E avendo spesso insieme ai palestinesi a che fare con dei soldati, vorrei leggervi queste parole di Etty Hillesum, che è una ragazza di 27 anni, olandese, ebrea, morta in un campo di concentramento nel 1943. E in questo momento ci troviamo nel 1942, quando stanno cominciando, diciamo così, le leggi razziali contro gli ebrei anche in Olanda. E lei scrive: per umiliare qualcuno si deve essere in 2, colui che umilia e colui che è umiliato, e soprattutto che si lascia umiliare.
Se manca il secondo, e cioè se la parte passiva è immune da ogni umiliazione, questa evapora nell'aria. Restano solo delle disposizioni fastidiose che interferiscono nella vita di tutti i giorni, ma nessuna umiliazione e oppressione angosciose. Si deve insegnarlo agli ebrei. Stamattina pedalavo e mi godevo l'ampio cielo ai margini della città. Respiravo la fresca aria non razionata. Dappertutto c'erano cartelli che ci vietano le strade per la campagna, ma sopra quell'unico pezzo di strada che ci rimane c'è pur sempre il cielo. Tutto quanto. Non possono farci niente. Non possono veramente farci niente. Possono renderci la vita un po' più spiacevole, possono privarci di qualche bene materiale o di un po' di libertà di movimento, ma siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori col nostro atteggiamento sbagliato, col nostro sentirci perseguitati, umiliati e oppressi, col nostro odio e con la millanteria che maschera la paura. Certo, ogni tanto si può essere tristi e abbattuti per quel che ci fanno, è umano, è comprensibile che sia così. E tuttavia siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli. Trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. E è un po' lunga, però sarebbe da aggiungere a tutte le cose che avete detto voi un po' in fondo. E queste parole insieme alle vostre si respirano proprio in questo villaggio. Qualcuno parlava di lotta, che è una parola che non è staccata da tutte le altre che voi avete detto, come dialogo, vera forza, confronto pacifico, la canzone Pace a te fratello mio e tutte le altre, stili di vita. Quello che i palestinesi fanno in questo villaggio è esattamente una lotta, condotta in questo modo, nel modo che abbiamo detto insieme e nel modo in cui con le parole di Antilisum ho cercato di dire. E quindi vi inviterei a provare a pensare insieme ad un'altra parola, che è la parola resistenza. Come si può resistere ed essere non violenti nello stesso modo, allo stesso tempo? Come si potrebbe fare? Evidentemente che non è facile, come che non è facile seguire il Vangelo, soprattutto sopra il punto dove Gesù dice sporgi l'altra faccia. Porgi l'altra mano. Porgi. Ce lo scriviamo. Viene in mente la pazienza. Anche l'ostinazione. Attenta all'organizzazione. Speranza legata a questo progetto. Alla fine cioè, resistevano in maniera non violenta, però subivano la violenza dall'altra parte, non reagivano, subivano, cioè la resistenza non violenta era quindi Non subire. La convinzione dei propri ideali, dei propri principi. Certo. Solidarietà forse anche perché erano cresciuti insieme. È un atteggiamento per arrivare alla libertà. Penso che la resistenza pacifica spiazzi anche chi ti aggredisce, perché si trova in difficoltà, non ricevendo una reazione violenta, non sa più come portare avanti la sua aggressione. Rimane spiazzato, alla fine si stanca, o ti ammazza o ti stanca. Certamente disobbedienza rispetto alla sopraffazione.
termini civili, ovviamente disobbedienza civile. Potremmo stare 2 settimane a parlare per ognuno di questi punti, però sono molto molto interessanti tutti. E io vorrei partire dal subire. Non ho capito, scusa. Vorrei partire dalla parola subire, legata alla resistenza non violenta. E vorrei chiedervi, anzi prima vorrei aggiungere una parola io, che è sguardo lungo. E vorrei chiedervi se secondo voi c'è qualche connessione, o può esserci, o se nel termine subire c'è dentro, in qualche modo, in qualche maniera, anche il concetto di passività. Soprattutto non vedo proprio in senso negativo. O che cosa c'è dentro questo concetto? Anche rispetto alle vostre vite personali, al vostro sentire personale. Ma comunque mi sembra qualcosa, cioè la vedo come qualcosa di negativo, cioè subire lo vedo come un atteggiamento negativo. La passività non c'è niente. È un po' una cosa che sta ferma lì, ci fa star fermo. Sì, però vuol dire anche, cioè, io lo vedo come uno che neanche ragiona, che non ci mette del suo, uno che subisce, l'importante è che subisca perché lo vuole, perché persegue un obiettivo. Se si intende... Però se è passivo, cioè è negativo. Quindi c'è un po' di differenza anche tra il subire con coscienza in un certo senso. Sì, cioè va bene subire, però subire perché uno ha un obiettivo, perché sa perché subisce. La passività dentro il subire è assolutamente negativo. Potremmo distinguere tra subire e sopportare. Se ne alzo. Prego. Però se voglio parlare in termini generali, universali, se voglio parlare sul tema guida di questa sera, israeliani. Adesso ci arriviamo. Perché vorrei farvi vedere una cosa. Se un passo sì. Sono d'accordo. Sì. Ma non per richiamare l'attenzione sul tema, era perché adesso mi voleva perdermi su concetti astratti. Teoria. Adesso vorrei. Perché se voglio fare fronte a qualcuno che mi attacca, non che pongo l'altra guancia, non voglio subire, non voglio stare quieto, non voglio essere passivo. E ora se vogliamo che gli israeliani devono fare questa violenza contro questa gente, come posso reagire pacificamente? Ecco, però se mi sono anticipato sui passi, No, ha fatto benissimo invece a intervenire. Così ci riporta, perché è vero che parlando di queste cose ci si amplia lo spettro, giusto? Sì. Perché si pone il problema di sproporzione delle forze in campo anche, no? Mi piaceva soffermarmi sulla differenza che abbiamo trovato tra un subire, se posso dirlo, con uno sguardo lungo, che diventa un sopportare, e per esplicitarmi è l'atteggiamento che stanno mantenendo i palestinesi di questo villaggio, e un subire come atteggiamento negativo, quindi come stasi, come qualcosa legato alla passività.
Avevamo in programma di farvi vedere un piccolo video, però io ne ho portato anche un altro, molto breve, che ci fa vedere esattamente quel villaggio e che cosa vuol dire subire nel senso in cui abbiamo trovato adesso un'aggressione come civili, come popolo palestinese da parte di un esercito che è uno degli eserciti più forti del mondo. Quindi, purtroppo, o per fortuna dal mio punto di vista, è in inglese, però non importa, se non si sa l'inglese non importa perché sono soprattutto immagini. È scritto in inglese perché l'associazione di cui faccio parte, adesso ve lo facciamo partire, l'associazione di cui faccio parte ha come uno dei compiti quello di monitorare la situazione, filmare e poter divulgare il materiale a più persone possibili. Quindi l'inglese è uno dei veicoli attraverso il quale questa situazione può arrivare alla maggior parte di persone possibili. Ma non preoccupatevi perché sono fondamentali. L'importante sono le immagini e l'audio. Così riusciamo a vedere proprio in prima persona che cos'è di quello di cui sto parlando e parlerò. Vi anticipo in due parole. È un video che ho contribuito a girare anche io perché mi trovavo in quel momento sul posto e abbiamo ricevuto una telefonata da parte di uno degli abitanti di questo villaggio, il quale ha sentito degli spari nella valle. Altre due parole prima di introdurre questo video. Il villaggio di Tuani, dove io sono stata, si trova a fianco di una colonia israeliana e di un avamposto coloniale. Okay. Avamposto, scusami. Adesso un avamposto è, partiamo prima da che cos'è una colonia, proprio in due parole. È una serie di abitazioni che il governo israeliano finanzia, dove vanno a vivere in particolare degli cittadini israeliani, detti coloni, sì, ma devono essere volontari guerrafondai, penso, no? Alcuni di loro fanno parte di un partito o fanno riferimento a un partito di estrema destra nazionale religioso, il quale ha come scopo primario, senza se e senza ma, quello di riprendersi la propria terra, quella che loro ritengono essere la propria terra. La terra promessa, esattamente Stefano, la terra promessa. E lo fanno in tutte le maniere e sono soprattutto maniere di tipo violento. Già il fatto di arrivare su una terra senza ottenere nessun permesso, terra di altri, terra di palestinesi e costruirci una casa, è qualcosa di violento fondamentalmente. Accanto a questa colonia c'è un avamposto che è coperto da un bosco, da un piccolo bosco. Dentro questo avamposto ci stanno i coloni più violenti, i quali vedremo anche in questo video perché si vedranno anche loro, vedremo anche che cosa fanno per poter guadagnarsi questa terra, okay? Quindi quali violenze subiscono i palestinesi di questo villaggio che vivono lì accanto. E adesso vi faccio vedere questo video. (6 October 2030 الفصل Another shoot. نعم صحيح وهي المستوطنين They are very close.
They are very close. هاي قدامنا على الطبيعة هاي بضربوا فيها الماء كمان بالمصادر هجموا علينا على الدار كل شيء هاي المصادر هجموا هاي باب الدار واقفين هاي بضربوا علينا بالكوس واقفين باب الدار والجيش واقفين على مسمع والمرة تبدي على فوق اتوكل على الله. ما هروح جوا يمه ما هدي بتشيل Avidan, boh. Se incontro con Avidan. Det här försättles. In Atwani village near the school. And there is no soldier. ايوه بعدين بحكي معك انا مش فاضي الحين لانه مانعين بفتشوا في كل الدور الحين المستوطنين كل اللي بخصهم انهم يعني Go back. Why? This is your room. This is your room. I can enter here. You know. vado io vai te my friend from the side. לא לגעתי, סליחה. לא לגעתי. תן לי לתעד ותעשה את העבודה שלך ואני עושה העבודה שלי. La loro giustificazione è stata quella di essere alla ricerca di una pecora che loro accusavano essere stata rubata da uno degli abitanti del villaggio. Questa pecora non è mai stata ritrovata e potrei dirvi tantissime cose su questo video, però anche partendo dalle cose che ci siamo detti, con l'esigenza... Come ti chiami? Come si chiama lei? Roberto.
come l'esigenza per la quale ci ha ricordato Roberto, vi chiederei di fare tante domande. Se posso, stamattina o ieri mattina, stamattina penso, sui giornali appariva la notizia dell'esito della ispezione condotta dall'inviato dell'ONU, un certo Fox, dottor Fox. Questa commissione ONU, insieme penso alla vostra organizzazione o altre organizzazioni presenti nei territori palestinesi, ha dato un risultato di quanto l'ONU stessa aveva dato come incarico di monitorare la situazione di cui tu stai parlando adesso stasera. La cosa notevole è che questo signor Fox, che non so, dal cognome mi pare addirittura possa essere di origine israeliana, ma è statunitense, lui ha detto che in Israele attualmente è in atto, soprattutto nei territori della Cisgiordania, cioè questo villaggio mi pare ci siamo, una situazione identica, lui ha detto proprio dal punto di vista sia della forma che della sostanza, a quella che i più vecchi tra i presenti ricorderanno essere stato l'apartheid per il Sudafrica, nel Sudafrica. Per i più giovani l'apartheid è stata una situazione che si è conclusa di fatto con la liberazione del grande padre della patria, aiutatemi Nelson Mandela, dal carcere dopo che lui era stato trattenuto per più di 25 anni, in quanto la minoranza bianca deteneva il potere assoluto, ma soprattutto negava i diritti fondamentali che competono a ogni essere umano, a prescindere dal colore della pelle. Il Sudafrica era stato emarginato di fatto dal mondo civile, mi pare che solo la Cina, il Nord Corea e qualche altro Israele ecco, non avessero deciso che questa cosa doveva cessare. È stata una battaglia dura, ecco, e alla fine Nelson Mandela, ma poi tutti quelli che hanno creduto alla possibilità, alla resistenza, ecco, di cui si parla questa sera, si è concluso bene e alla fine sappiamo che Nelson Mandela è stato addirittura eletto presidente. Sì. Allora, se un inviato dell'ONU oggi appare in Italia, per cui ieri, la notizia era di ieri, ha detto all'ONU: qui in Israele noi stiamo assistendo a un'estrazione analoga a quella che abbiamo visto già negli anni 60, 70 e fino a un certo punto degli anni 80 in Sudafrica. La domanda che c'è da porsi, ecco, rispetto a noi che apparteniamo al mondo cosiddetto civile, se non è il caso di riprodurre in termini ovviamente attualizzati al tempo di oggi, dove siamo nel 2014, la stessa presa di posizione del mondo cosiddetto civile rispetto ai diritti, in questo caso sono palestinesi, ma potrebbero essere in qualsiasi altra nazione, persone che si vedono negare di fatto gli elementari diritti alla dignità umana, il diritto alla proprietà, il diritto al rispetto, il diritto alla vita, ad esempio, e quant'altro. Che i governi, probabilmente anche il nostro, ecco, no, siano un po' in imbarazzo, io spero non lo siano per troppo tempo, rispetto a una posizione del genere, va bene, lo posso anche capire. Io sono stato in politica e purtroppo so che in politica vige la regola del compromesso, ecco, per tante ragioni. Ma che i cittadini consapevoli oggi possano chiudere gli occhi su una situazione del genere, un po' come in parte si è fatto negli ultimi 10-20 anni rispetto alla questione dei palestinesi, la cosa non mi pare che sia plausibile, non sta bene. Per cui ben venga una serata come questa, dove siamo proprio all'oggi del presente della realtà del conflitto che si sta svolgendo in quella parte del mondo, ma ci riguarda, perché io mi ricordo quando c'era la questione dell'apartheid, io ero prima studente e poi sono diventato giovanissimo insegnante, e la cosa mi faceva incazzare da matti, perché nessuno può umiliare un uomo e pensare di farla franca se ci sono io in situazioni, perché io sono stato abituato così, io sono figlio di gente libera,
e non ho nessuna intenzione di farmi revocare il diritto di essere uomo, ma questo di fatto significa che se vivo accanto a uno che vedo viene umiliato o viene deprezzato o gli viene revocata violentemente da parte di qualcuno il suo diritto a essere persona, sappia, e tutti lo sanno, quelli che mi conoscono, che deve fare personalmente i conti anche con me. Ecco, la forza che c'è stata nel discorso dell'apartheid è che tutte le nazioni del mondo civile, compresi gli Stati Uniti per certi aspetti, che si sono finalmente poi a un certo punto schierati contro l'apartheid, di fatto hanno determinato la cessazione di un certo tipo di oppressione. Che adesso questo accada anche nel termine in Israele, io spero che accada molto presto, però è una questione di sensibilità generale che bisogna cominciare a creare, al di là del discorso ebrei da un lato, musulmani o palestinesi dall'altro. Bisogna superare queste categorie idiote, ma che non c'entrano niente. Sono uomini liberi e basta sul pianeta Terra, oppure ci sono uomini e donne resi schiavi. Parlo ad esempio della tratta delle donne, delle cosiddette giovani prostitute, che sono in numeri spaventosamente alti, presenti anche nella nostra Italia. Papa Francesco ieri o oggi, non mi ricordo, ha preso posizione durissima contro questa cosa, che ha usato una parola: basta. Vuol dire basta, cioè non ci può essere che io so di una situazione che una ragazza viene sfruttata sessualmente e sto zitto e non mi impegno. Non farò certo di necessità il martire, però mi coalizzo, mi informo, mi metto insieme e incomincio a denunciare quelli liberi, quelli donciotti. Su questo fatto dell'apartheid e anche su come coalizzarsi come società civile, anche non stando in Palestina, mi viene in mente una campagna che è portata avanti da una rete di associazioni anche italiane per il boicottaggio dei prodotti israeliani, ad esempio, che è stata una delle grandi forze anche per sconfiggere l'apartheid, ad esempio. Io vorrei altre domande da parte vostra, però prima faccio un secondo il punto per dare dei riferimenti, anche in base all'intervento di Claudio. Un'altra delle cose importanti, come è la prima cosa che salta all'occhio anche vedendo questo video, è che queste cose si devono vedere, altrimenti non si sanno in qualche modo, si fa più fatica a saperle. E quindi il fatto di renderle accessibili alla visione è uno strumento di lotta, è uno strumento per sconfiggerle ed è uno strumento, una tecnica non violenta. Ed è quello che come volontari di Operazione Colomba, come dicevo prima, appunto è il corpo non violento di pace della comunità Giovanni XXIII, facciamo accompagnando i palestinesi in questa lotta. Cioè noi ogni mattina ci alziamo, quando si alzano i pastori per andare a pascolare le pecore, prendiamo una telecamera e monitoriamo con dei video quello che accade su quelle colline. Questi video servono per tante cose, servono per farli vedere a voi oggi, ad esempio, servono per mandarli in rete, servono per mandare avanti dei lavori di advocacy, quindi con dei legali, che molto spesso sono dei legali che fanno capo delle associazioni israeliane contro l'occupazione, affinché possano essere presi dei provvedimenti per via legale contro questi atteggiamenti. Questo è fondamentalmente il nostro lavoro, insieme a una condivisione piena e dal basso della vita dei palestinesi di quel villaggio. Noi viviamo, prima forse si vedeva dal mio desktop, in una casa come quella dei palestinesi, che
che è una casa che è un pezzo di casa di uno dei leader del movimento di resistenza popolare che si è creato in questo villaggio, di cui magari dopo parleremo. È una casa molto piccola, con dei materassi che buttiamo per terra e li tiriamo su al mattino, e la nostra stanza letto è anche il nostro ufficio, perché lavoriamo molto con il computer per mandare tutte le notizie e coordinarci. E questo vivere e condividere la vita, l'esistenza e la resistenza con i palestinesi è una delle forze di questo progetto. Noi non portiamo nient'altro, non portiamo aiuti di tipo materiale, non portiamo cibo, non portiamo soldi, non portiamo niente. Portiamo solo la nostra presenza, e questo fa dell'attività di Operazione Colombo un'attività alla portata di tutti. Lo fa diventare una proposta popolare, ed è su questo fatto, sul fatto di essere popolare e sul fatto di poter coinvolgere chiunque, che soltanto in quanto essere umano, che si fonda la forza opposta a quella di un esercito militare armato. Quante volte i vostri documenti firmati sono stati bloccati o censurati? Da chi? Da Israele. Allora, in realtà una volta sul web, diciamo, questi filmati non sono bloccabili, non sono stati censurati, perché vengono pubblicati da un'associazione italiana. Sì. E questo fatto dell'essere qualcosa di altro rispetto alla parte israeliana, alla parte palestinese, magari la vediamo anche perché è molto importante. Può succedere che non si riesca a filmare bene, può succedere che intervenga la polizia, ad esempio, e ti chiede la telecamera, può succedere che la polizia ti fermi e ti porti in stazione di polizia per avere la scheda alla memoria della tua telecamera. Allora in questi casi si cerca di trovare degli escamotage, ad esempio dire ritardare questo momento per considerare una memoria vuota, ad esempio. Perché questo? Perché una domanda potrebbe essere: ma la legge è uguale per tutti? Per esempio, no? Se io filmo un palestinese sta portando fuori le sue pecore, io filmo, interviene un colono israeliano che lo attacca, mettiamo in caso questo palestinese risponde lanciando una pietra. Se io consegno questa memoria, questo video alla polizia, avrò lo stesso peso per i due reati? Per il reato commesso da un israeliano e per il reato commesso da un palestinese, per esempio. Dovrebbe essere quale così. polizia? La polizia israeliana. Però una domanda che mi veniva spontanea è si nota una certa, quello che stupisce a me nel video molto è la libertà che c'è, che avete nel filmare queste rappresaglie, diciamo, questi controlli a vuoto, tra virgolette, no? La domanda è, uno, perché vi lasciano filmare? Se è una libertà, tra virgolette, che vi siete conquistati nel tempo, a furia di battaglie, cioè battaglie legali piuttosto che, non so, e che forme di tutele voi avete personalmente rispetto ai coloni? Allora, la possibilità di filmare e di essere a così stretto contatto con l'esercito, ad esempio, e di mettere i bastoni fra le ruote anche in un certo senso, rompere le scatole, perché è quello il nostro lavoro lì, rompere le scatole.
È sicuramente una cosa che ci si è conquistati col tempo, non solo Operazione Colombo come associazione, ma le tante associazioni che lavorano nei territori. In particolare Operazione Colomba, che lavora in questo modo, okay, con i video e con le camere. In 10 anni si è conquistata questa cosa. All'inizio sicuramente credo fosse più difficile. E in più si è facilitati nel fare questo perché noi volontari abbiamo un passaporto diverso. Io non ho un passaporto palestinese, tra l'altro. Il mio status di internazionale mi permette di non andare incontro ad alcune, come potrei definirle, penalizzazioni, non lo so, che invece sono costretti a subire i palestinesi, soprattutto di quest'area. Infatti questo villaggio, perché questo villaggio si trova in un'area particolare, un'area che è stata definita dal governo israeliano come area C. Israele ha suddiviso i territori palestinesi in 3 aree: area A, area B e area C. L'area C è un'area in cui i palestinesi di quell'area non soltanto devono sottostare al diritto civile israeliano come gli altri, come quelli di area B o di area A, ad esempio. Betlemme, ad esempio, è in area A. Ma sono anche sotto il controllo militare di Israele. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso essere fermato da un militare, cioè un militare può prendermi, chiamare la polizia di sua iniziativa e portarmi in stazione di polizia come palestinese. Ok, ma perché il militare deve chiamare la polizia e non può lui requisirti? Perché ad esempio a me come internazionale a me non può nemmeno toccare il passaporto. Okay. Io non posso essere toccata da un militare, non può prendere in mano il mio passaporto. Okay. Può succedere che cercano di prendere la telecamera, ma noi filmando si gira sempre in 2, non si è mai da soli, proprio per riuscire, oltre ad avere delle prospettive diverse sulle violenze che subiscono i palestinesi, anche in questi casi è molto importante. Sì. Mentre il documento di identità di un palestinese può benissimo essere preso e requisito da un militare israeliano, quindi può essere messo in stato di fermo tranquillamente e senza giustificazioni. È questa la cosa fondamentale. Quindi io come militare posso dire che tu stai commettendo un reato anche se tu stai pascolando le tue pecore fondamentalmente sulla tua terra. Se le leggi vengono fatte da una parte sola, è questo quello che succede. Potrei raccontarvi una cosa che proprio a questo proposito che è successa. Mi trovavo ad accompagnare, insieme al mio compagno, ad accompagnare un pastore a pascolare appunto il suo gregge, il quale questo pastore aveva deciso quella mattina di pascolare abbastanza vicino alla colonia. La colonia si trova esattamente sopra, un poco più in là, 2 minuti a piedi dal villaggio. E arriva una camionetta dell'esercito, arriva il capo della sicurezza della colonia, perché ogni colonia ha un capo della sicurezza, il quale gira armato, con un M16, gira armato ed è un civile fondamentalmente. Come civile non potrebbe ordinare ad un'autorità militare di arrestare qualcuno, ad esempio. Però questo accade.
è uscito il capo della sicurezza, ha visto il pastore pascolare molto vicino alla colonia, ha chiamato l'esercito, dicendo ai soldati di arrestare quel pastore. È arrivata la polizia, perché è la polizia che convalida comunque l'arresto, e nel frattempo noi abbiamo filmato tutta la situazione, abbiamo iniziato a chiamare gli avvocati. Questo pastore è stato portato a stazione di polizia e dopo circa 2 ore è stato liberato. Questi episodi però succedono continuamente, succedono 1 o 2 volte al giorno e scoraggiano profondamente il fatto di vivere quella terra, di stare lì e di poter condurre una vita dignitosa, cioè poter lavorare. I palestinesi di quest'area sono soprattutto pastori e contadini, quindi il fatto di poter pascolare le pecore o poter seminare il proprio campo è un'attività economica essenziale, senza la quale queste persone non vivono. Quindi per tornare sulla resistenza e sulla non violenza, quale potrebbe essere un modo di resistere secondo voi, un modo di resistere in maniera non violenta ad azioni non violente ad azioni di questo tipo? Cosa posso fare io? Io mi trovo in questa situazione, non ho pressoché diritti, soprattutto di fronte allo Stato che fondamentalmente mi governa. Cosa posso fare? Come posso fare a resistere? Sopportare, far conoscere al mondo la situazione, basta, non puoi fare altro, non puoi fare più niente. Continuare a vivere la vita normale. Persistere nel vivere una vita normale. Loro lo fanno, gli israeliani fanno così per stancarti, per farti andare via. L'unico scopo è quello. Ti costruiscono sempre più vicino le colonie, ti rendono la vita insopportabile in modo che vai via di tua spontanea volontà, e così loro sono riusciti a conquistare la terra promessa. Sì, però se ti sei palestinese, come reagisci? Non puoi reagire, la violenza, no? O vai via, o se no rimani là, fai conoscere al mondo quello che sta succedendo, sperando che qualche potente della terra si muova in tuo aiuto, ma lì è impossibile, perché l'America aiuta Israele, perché è l'unico baluardo occidentale contro l'integralismo islamico, mettono sempre davanti l'integralismo islamico per spaventare la gente, no? E Israele là è la sentinella, verrà sempre aiutata, verrà sempre salvaguardata dal mondo occidentale. La politica è questa. Fatto stato il pastore con le pecore non farà mai conoscere niente a nessuno se non fossero personaggi così, o il suo leader. Per cui anche lei se non ti dai la sua casetta fatta mai. Ma il debole non può fare molto contro il potente, l'unica cosa è far conoscere la situazione, non puoi mica fare altro, perché si braccia il fucile e fa il gioco di Israele, è finita. Avevano detto che i carri armati nel giro di una settimana radono solo tutto, ammazzano metà gente, come hanno fatto sempre. Ma anche se tutto il paese lo via per il gioco loro. Non c'è altro da fare. Comunque, Adesso vedremo quelli che si deve fare. Ci deve essere anche proprio amore per la propria terra, perché dico, io se avessi la mia famiglia lì, sarei in falotti, sarei via, ma lo esiste che stavo là a fare cosa? A resistere con chi? Io vivo una volta sola, spero di vivere decentemente con i miei figli, con la mia famiglia, prendo e vado via, veramente a me non verrebbe mai, non mi passerebbe mai per la testa di rimanere là e fare una vita del genere, perché sì, resisto perché ho la mia terra là, ma chi me lo fa fare? L'amore di patria lo fa fare. Adesso noi siamo questa sala, ragioniamo dall'Elesi, da italiani, da battistini, insomma come che voi battisterotti, battiste sani.
Credo, per non riuscivo, credo che non riuscivo un pochino a mettersi nei panni 100% del pastore dell'acqua. Come puoi Specie se sei un pastore. Appunto. Poi, secondo me, mi viene in mente, no? Perché mi metto nei panni di sta gente, dico, probabilmente questi sono là da sempre e sono controllati da sempre e probabilmente crescono con un senso di inferiorità che non li fa esatto, perché rimani là? Cioè, cacchio, probabilmente sono controllato da una vita e più o meno mi va bene di essere controllato, oppure per lo stesso motivo per cui il paragone è un po' azzardato, però è lo stesso motivo per cui l'ebreo rimaneva nel campo di concentramento inerme, tra virgolette, nel senso, il senso di abituarsi ad una condizione che è così, punto, che non ci si può fare niente. Non so, sì. Posso chiederti una cosa? Sì, d'accordo, ok, sì, è vero. Sì. E il senso della loro identità, quanto forte, o della loro appartenenza che è a terra là, o comunque il rapporto col passato, con i propri abiti, può essere un legame, deve essere un legame forse. Allora, io questa domanda non so rispondere, però quella resistenza lì è la resistenza per la terra. E per loro la terra è essenziale per sopravvivere, ma non è soltanto un discorso, è un discorso molto materiale e molto concreto. Ma è un discorso anche di giustizia. I palestinesi lituani ce l'hanno ben chiaro questo concetto. Tutti i palestinesi? I palestinesi di questo villaggio, le persone che ho conosciuto io, proprio grazie al fatto che ancora prima che arrivassero le associazioni internazionali all'interno di questo villaggio si è costituito un comitato di resistenza popolare marcato dalla non violenza, ha fatto in modo, ed è nato anche da questo, dal fatto che ci sia una grossissima e una profonda coscienza di giustizia. Cioè loro hanno ben chiaro che quella è la loro terra. Ed è questo il motivo per cui non se ne andranno mai. Una volta, allora spesso vengono delle delegazioni dalle varie parti d'Europa. Una volta è venuta una delegazione olandese, è intervenuta, allora soprattutto quando ci sono queste delegazioni parla uno dei leader del comitato, uno dei fondatori, e racconta tutta la storia del villaggio. E a un certo punto una signora interviene e gli chiede: ma tu come fai a far fare ai tuoi figli questa vita qua? E lui ci ha pensato e poi ci ha anche tanto in realtà, e dice: ma i miei figli da un'altra parte avrebbero più dignità di questa. L'istruzione com'era? L'istruzione le scuole, perché i giovani trasformano tutto crescendo e imparando. Sembra che non ci sia istruzione in quella zona. Questa, posso tenerla fra un secondo questa domanda, perché volevo dire un'ultima cosa rispetto alle cose che avevamo scritto prima. Vorrei che guardassimo quello che abbiamo detto dopo aver un po' parlato della situazione e quello che abbiamo detto della non violenza e della resistenza.
Si sono un po' trasformate. Cioè, si sono un po' trasformate le nostre parole. Perché rimanere là? Quando dicevamo Dire forza. stile di vita. O dicevamo pazienza. O dicevamo spiazzante anche. Poi cos'altro c'è? Ostinazione. Qualcosa che va cercato dentro di sé. Sì, sì. E anche le cose che ci siamo chiesti e le ultime parole che abbiamo detto sono importanti, sono essenziali, perché è la reazione che si ha di fronte a qualcosa di così, non lo so, definitelo voi, come vi è sembrato, cioè perché sono cambiate le parole? Perché uno si è reso conto di cosa avviene. Ci siamo messi nei loro panni. Io nei mesi in cui sono stata giù ho acquisito sempre, mi sembra di poter dire, di aver acquisito sempre di più la consapevolezza di non riuscire a mettermi nei loro panni. Perché io non sono così forte. Io forse sarei andata via. Infatti la curiosità che viene, oltre a quelle domande che sono state dette dal Signore, che non conosco, molto giuste le tue domande. Sì, come ti chiami? Gianluca. Io Claudio. È quella di sapere cosa ne pensano e se ci sono i giovani, cioè grosso modo io intendo un giovane dai 18, dai facciamo 17 se vogliamo esagerare, ai 30-35 anni. Se ci sono giovani in questo villaggio mi piacerebbe molto sapere come loro la vedono in prospettiva, se non stanno già preparandosi ad andare via, oppure se invece sono tenacemente decisi a tenere accesa la fiaccola dei loro padri e la fedeltà alla terra e quant'altro. Io credo che sia la seconda. E allora piccoli contadini e i pastori, dagli tempo. Perché questi giovani sono pienamente coinvolti. Infatti mi collego al discorso che volevo continuare con questo. Perché sono così forti? Perché c'è questa vera forza? Perché sono insieme. Sono insieme la signora anziana che si mette davanti a un militare così con il suo bastone per dare un simbolo, che poi non è questo, okay? E i bambini. C'è coinvolgimento e si va avanti insieme. Loro hanno trovato la loro forza non nell'agire singolarmente, ma nell'agire insieme. Però queste generazioni di giovani così, in Sudafrica io avevo risultati, qua non si vede che cambia, perché qui da tanti anni che sento chi vive questa situazione qua e non si cambia niente. Per cui io mi domando che cosa succederà? Cioè, l'ho chiesto dell'istruzione prima, ma a scuola cosa ti insegni? Adesso ci arrivo al fatto. Non so. E proprio a proposito di scuola, la scuola mi permette di poter parlare sia della domanda che mi ha fatto precedentemente, sia di questa.
A Tuani fino a poco tempo fa non c'era nessuna scuola, non c'era nemmeno una piccola clinica per poter curare delle malattie, ad esempio. Non c'era l'elettricità e non si potevano costruire le case, perché un'altra cosa che comporta il fatto di vivere in area C è non poter avere, sicuramente non poter avere con facilità, dei permessi di costruzione. Non hanno l'elettricità, però c'è bisogno del permesso per poter costruire una casa. Ok, quando sono arrivate le colonie, molti soprattutto nei villaggi limitrofi a Tuani, molte case sono state distrutte, i palestinesi sono stati messi su dei camion con le loro cose e gli è stato detto adesso andate via e adesso voi non potete più ricostruire. E allora cosa si fa? Si comincia a costruire lo stesso. Si comincia a costruire, si continua a filmare, si continua a diffondere e grazie a tutte queste pressioni Tuani ha ottenuto, e grazie a tutta questa resistenza, Tuani ha ottenuto un piano regolatore per cui gli è stato permesso di costruire una scuola, una clinica e di avere l'elettricità. Alla scuola di Tuani è una scuola che piano piano sta avendo tutte le classi, fino dalle elementari alle superiori. È una bella scuola, anche molto grande. E non ci vanno soltanto i bimbi di Tuani, ma ci vanno anche altri bambini da altri villaggi, come un villaggio che si chiama Tuba, che si trova dall'altra parte dell'avamposto, dietro, e un villaggio che si chiama Anfagara, che è un po' più sopra. Diritto all'istruzione. Il motivo principale per cui Operazione Colomba è stata chiamata in quel villaggio, perché Operazione Colomba è stata chiamata dal comitato, non è andata da sola a dire adesso, c'è stata proprio questa consapevolezza da parte di queste persone per cercare di costruire una rete di lotta in un certo senso. È stata chiamata perché ci sono principalmente per monitorare i bambini, cioè la strada che i bambini di questo villaggio che si chiama Tuba devono fare per andare a scuola a Tuani. I bambini di Tuba e di Magaraviti, che è un altro piccolo villaggio vicino, per andare a scuola devono fare una stradina che passa esattamente in mezzo alla colonia, che si chiama Maon, e all'avamposto, che è stato costruito proprio al di là di questa stradina, che si chiama Avat Maon, che vuol dire in qualche modo fattoria di Maon, ok? Infatti i coloni che stanno in questo avamposto sono anche loro pastori e contadini soprattutto. E un avamposto che è un avamposto illegale anche per la stessa legge israeliana, quindi nemmeno loro potrebbero costruire lì dentro. Però la polizia, che si chiama DSO, quella che dovrebbe dare i permessi per le demolizioni e per le costruzioni, fa finta di non vedere nulla, finge di non vedere nulla. Quindi anche in quest'ultimo periodo questo avamposto continua ad espandersi. Comunque, questi bambini devono fare questa stradina. E che cosa succede? O che cosa è successo e purtroppo continua a succedere? Che i coloni dell'avamposto li attaccano. Come? Lanciando sassi, uscendo con le macchine, sguinzagliando i cani ad esempio. Mentre questi bambini fanno la strada per andare a scuola, al mattino e al pomeriggio. Visti questi fatti,
un'altra associazione internazionale che si chiama CPT, Christian Peacemaker Team, ha preso dagli anni intorno al 2004 ad accompagnare questi bambini da Tuba a Tuani, da Tuani a Tuba. Che cosa è successo? Che anche uno di questi volontari internazionali è stato ferito dai coloni. Allora il governo israeliano ha dovuto emanare un'ordinanza che sancisce il fatto che quei bambini devono essere accompagnati nel tragitto da casa a scuola e da scuola a casa da una scorta dell'esercito israeliano. Secondo voi che cosa può succedere? O No, si vede qua che ovviamente Israele nel tentare di affrontare questi problemi interni, che sappiamo da dove nascono l'intifada, tutti quanti più vecchi sanno cosa è stato, eccetera, non è in grado di partecipare al consesso delle nazioni che cercano di far avanzare la democrazia in questo periodo, ma soprattutto da quando ha preso il potere la destra, diciamo, nazionalista, grosso modo, il Kud prima e quant'altro. Ma la cosa che mi viene da pensare è che Israele tenda a risolvere o a fornire soluzioni di rappezzamento sempre di tipo militare, e cioè il diritto di un bambino di andare a scuola non è sancito da Israele, è sancito dalla Carta dei diritti dell'uomo, che è stata firmata da tutte le nazioni, compreso Israele, che non esisteva tra virgolette, ma l'ha firmata poi successivamente nel 1945, il 25 dicembre. Ogni bambino ha diritto ad andare a scuola e non c'è nessuno che può tirargli dei sassi e tantomeno sguinzagliargli il cane dietro. Se lo fa deve andare in galera subito, immediatamente. Se questo non accade in Israele è che, perché secondo quello che posso pensare io, da piccolo e semplice cittadino del pianeta Terra, che Israele non adotti la classica tecnica dei 2 pesi e 2 misure. Cioè io uso la parola giustizia in un modo se si tratta di un cittadino israeliano e la uso in un altro modo se si tratta di un palestinese. Questo non può esistere per un paese cosiddetto civile, ed ecco per quello torno al discorso del rapporto Fox che è stato presentato ieri all'ONU, dove Israele per la prima volta nella storia viene definita alla stregua del Sudafrica stato che pratica apartheid nei confronti dei palestinesi. E adesso stiamo a vedere cosa succederà, perché fin prima nessuno aveva detto una cosa del genere, però adesso è stata detta, è una foto ufficiale e adesso staremo a vedere l'evoluzione che questa cosa fa. Attenzione, questo credo, perché alla fine non si può dire questi sbagliano, non è che sbagliano soltanto, qui c'è un bel po' di confusione rispetto alle cose che non possono essere negate da uno Stato che voglia definirsi civile. Se è uno Stato dittatoriale non è un problema, però basta dirlo, insomma. Noi non siamo uno Stato democratico, invece Israele, io ci tengo a dirlo, è uno Stato democratico, dove purtroppo la prevalenza in questo periodo storico della componente, diciamo, nazionalista, per essere benevoli, o integralista, se vuoi usare un altro termine, determina un fortissimo condizionamento all'interno del Parlamento e forse anche nell'opinione pubblica, ma non credo tanto nell'opinione pubblica della maggioranza degli israeliani, non credo che si diano dei permessi di salvacondotti a questi coloni e a chi dietro sta manovrando il gioco, impipparosene altamente del discorso del diritto dei diritti umani. E allora qui si tratta di riportarli al tavolo e dire signori, così non ci si comporta, soprattutto se si tratta di bambini, non esiste. Appunto l'occupazione è uno strumento. È abbastanza paradossale che
ci sia una scorta dell'esercito che abbiamo visto prima che cosa fa in quelle aree, a proteggere dei bambini israeliani da dei coloni israeliani nazionalisti. Sì, bisognerebbe chiedere forse ai genitori che sono qua come si sentirebbero a mandare i loro figli. Certo. No, non li mandi mica se sono i nostri genitori, non esiste. No, non esiste. Sì, però. Anche il fatto stesso che questi bambini continuino a fare quella strada nonostante è un fatto di resistenza. Sì. In cui non sono coinvolti soltanto quei bambini, non è coinvolto soltanto quelli più vicini al comitato, ma sono coinvolte tutte le famiglie. Martina, e se voi non si foste, i bambini andrebbero lo stesso con la scorta dei militari o come si funzionerebbe? Allora, io non lo so perché noi ci siamo sempre stati, perché il lavoro appunto che si fa è quello di monitorare questa scorta, cioè il fatto che la scorta svolga bene il suo lavoro. Che svolga bene il suo lavoro significa che deve accompagnare questi bambini, 3 soldati dei 5 della camionetta devono scendere e camminare con i bambini, perché altrimenti i bambini, come è successo ieri stesso, perché la scorta non ha camminato, hanno subito delle violenze e deve arrivare puntuale. Nel momento in cui la scorta non arriva puntuale, noi procediamo a fare una serie di chiamate e soprattutto la scorta deve arrivare, cosa che non succede sempre. A volte la scorta non arriva, se la scorta non arriva al ritorno, cosa succede ad esempio? Che oltre ad averla aspettata per 1 ora e mezza, 2 ore, i bambini devono fare una strada diversa che dura dai 40 minuti all'ora, circumnavigando l'avamposto, quindi esponendosi a dei rischi molto grossi per arrivare a casa loro. Questo verso le 3 del pomeriggio, perché il tempo che aspetti senza aver mangiato. Il fatto che noi quando loro fanno questa strada li accompagniamo ad esempio fino al loro villaggio, però noi quella strada non la possiamo fare per accordi con il governo israeliano, la fanno con i bambini, però è importante che i bambini continuino a farla perché facendola quella strada è un varco, quella stradina diventa un varco. E il fatto che quei bambini continuino ad andare a scuola è la stessa cosa del fatto che gli abitanti lituani continuano a restare lì. È la stessa cosa per cui arrivo subito un pastore, anche se è stato arrestato, torna a pascolare su quello stesso pezzo di terra. È la stessa cosa per cui se i coloni scendono in valle e mi tagliano un centinaio di ulivi, che sono la mia altra fonte di sostentamento, io vado là e mi ripianto con tutto il villaggio. Queste sono le loro pratiche, cioè, più che le loro pratiche, questa è la loro vita. E lì, una delle cose che dice sempre Hafez, che è, oltre ad essere il nostro vicino di casa, che tra un attimo magari vediamo nei video, è anche appunto uno dei cuori più appassionati veramente, uno dei cuori pensanti più appassionati di questa esistenza. Dice qui la nostra vita è un esistere per resistere. C'è proprio questa coincidenza che sbaraglia tutte i nostri timori, che sbaraglia la paura. Perché quello di non mandare a scuola i nostri figli, per dire, perché possono venire attaccati, è un fatto, perché è reale che possono venire attaccati, ma è anche scegliere di non mandarli a scuola e anche rispondere a una paura. Quindi chi è che diceva spiazzare, essere spiazzanti? È in questo modo che si è spiazzanti, almeno da quello che ho visto io. Oppure vi porto un altro piccolo racconto, non mi dispiace, forse mi sto dilungando tanto. Io credo che siamo così abituati ad avere una visione della Palestina di questo tipo di conflitto a livelli così dall'alto, che infatti uno dei motivi per cui insomma abbiamo proposto che sia proprio per poter calarla nel concreto, come stai facendo, quindi secondo me
Gli esempi sono... Il villaggio di Tuani, avvicinandosi all'inverno, cioè gli abitanti del villaggio di Tuani, proprio perché ci si stava avvicinando all'inverno, hanno deciso di costruire una tenda, un posto dove non hanno i permessi per costruire una tenda per riparare i bambini di Tuba, cioè questi che vanno a scuola, appunto nel momento in cui dovesse piovere. E questo non l'hanno fatto esattamente nei pressi, cioè attaccata alla strada, l'hanno fatto un po' più verso il villaggio. E non si sono limitati però a dire adesso andiamo lì in 3 e mettiamo su una tenda. Perché? Perché avrebbero previsto che sarebbe successo qualcosa, che probabilmente sarebbe arrivato l'esercito, che probabilmente i coloni avrebbero notato questo e l'avrebbero denunciato. E infatti così è stato. Soltanto che i palestinesi non erano in 3, c'era tutto il villaggio, compresi i bambini. E quando sono arrivati, saranno arrivati 3 camionetti, quindi una quindicina di coloni, per intimare la distruzione di questa tenda, tutti i bambini con le donne si sono messi sotto la tenda e si sono messi a cantare. L'unica cosa che hanno potuto fare i soldati è stata quella di dichiarare la zona militare chiusa. Che cosa significa zona militare chiusa? Che tutti, compresi gli internazionali, devono uscire da lì entro 5 minuti, altrimenti sono arrestabili. Soltanto che, essendo stati spiazzati, non sapevano neanche da dove partiva questa zona militare chiusa. E quindi i bambini hanno cominciato a prenderli in giro. Usciti con le telecamere, quindi che gli sono date da B'Tselem, che è un'associazione palestinese e israeliana contro l'occupazione, che usa questo tipo di metodi. Quindi si capisce ancora di più quanto la nostra azione sia un'azione proprio da terza parte, di supporto a questa resistenza. Perché i palestinesi fanno loro la resistenza fondamentalmente, anche prendendo loro stessi in mano le telecamere. Il risultato da parte dell'esercito, quindi dal demolire questa tenda, è stato: ok, allora la spostate 10 metri più in là. Perché i palestinesi si sono guardati e hanno detto: sì, tanto noi che ci cambia. Noi ce l'abbiamo la nostra tenda e magari tra 10 giorni te la spostiamo più avanti di 50 metri. Perché è proprio questa ostinazione, questa tenacia che li fa vincere. Questa tenacia bisogna dire che è difficile forse da capire. Però non è difficile da vivere. Forse proprio perché sono unitissimi, sono tutt'uno. Ma poi scusa, questa tenda che è stata piazzata, diciamo, non dentro il villaggio, ok, un po' fuori, ok, non vicino alla strada, a metà, diciamo. Comunque non è presidiata da qualcuno sempre, costantemente. No, però sì, quindi potrebbe essere vittima di, cioè la tenda potrebbe essere staccata, rovinata, rotta. È la stessa cosa che è successa l'anno scorso, è stata ricostruita. No, è vero che accade, però è questo continuare a ritornare. Cioè non andare in là di 1 metro, anzi. Cioè, cambia la qualità della vita se tu riesci ad avere un frigo o no. Se tuo figlio riesce ad andare a scuola o no. E se io mi riesco a guadagnare tutte queste cose nel mio posto e vedo che continuo a farlo, comincio sempre meno a pormi la domanda: perché devo restare qui? Posso? Certo. Io scuso chi è il nemico? Cioè ha un volto, perché ho sempre pensato che quello che ha fatto Gandhi nel principio della non violenza, no?
stabile, insomma si va a cambiare un incontro dei cuori, insomma, un cuore può essere sempre qualcuno. Ecco, volevo domandarti appunto chi è la percezione, prima avete menzionato che saresti tra poco passata a dire anche del soldato, ma che straniero la foto che poi abbiamo fatto vedere è questo incontro tra uomini, alla fine tra sé e tra entità che poi appunto in grandi blocchi alla fine. Come ti chiami? Allora ti ringrazio tanto di questa domanda perché è proprio il punto centrale. Allora, come dicevo prima, non sono mai riuscita a mettermi nei panni di un palestinese. Però posso dirti come ho vissuta io. Allora, io sono arrivata che avevo molto nel cuore il fatto quindi da estranea, non aver vissuto neanche come terza parte appunto questo conflitto, questa prospettiva, la prospettiva di vedere che nel nemico c'è un cuore e c'è dell'umanità, che è comunque una persona, anche se in quel momento è anche un colono o è anche un soldato. E durante quei 3 mesi io questa cosa me la sono dovuta, cioè questa perseveranza me la sono dovuta ricordare molto spesso, perché mi è stata messa molto spesso in discussione. Mi sono successe soprattutto 2 cose. Il pensare di poter uso una parola molto forte che non è la parola adatta, odiare quel colono o quel soldato per quello che stava facendo, o il fatto di dire è una follia, questa cosa è una follia, sono dei matti, sono dei fanatici, non è né l'una né l'altra. Perché se io odio, io credo, cioè quello che ho un po' pensato e abbiamo un po' pensato come volontari, e se attribuisco alla follia, quindi alla non presenza in qualche modo, no? Del fanatismo, questi atti, io disumanizzo comunque quella persona. E quindi non lo risolverò mai quel conflitto, non vedrò mai uso una parola ancora molto forte, molto difficile, la verità, in un certo senso. Una verità che è sempre messa in discussione, cioè è stata sempre messa in discussione tantissimo lì. Però io credo che questi palestinesi non perdano proprio perché allora, addosso a un simbolo, addosso a un bersaglio, puoi tirarci addosso qualsiasi cosa, puoi pugnalarlo, non soffre, non prova niente e tu non provi niente. Ma se tu percepisci che quello che sta commettendo quella cosa è una persona, il gioco cambia. E anche se distingui tra persona e atto, il gioco cambia. Ma non perché siamo buoni. Non credo che sia una questione di bontà o di dire ma sì dai poverino, o di passività o di subire qualcosa. Ma è una questione forse di creare delle opportunità diverse per risolvere quel conflitto. Perché da parte dei palestinesi non c'è mai la perdita dell'obiettivo. Questa è un'altra cosa importante. Io
tento e mi sforzo di percepirti come persona, ma io sono consapevole che tu mi stai prendendo la mia terra. E questo mio percepirti come persona è insieme e va insieme ed è parte della mia lotta. Una volta Hussein, che è un ragazzo di 16 anni, era uscito un colono dall'avamposto e insieme a una di noi, era uscito con un bimbo, quindi non era una situazione particolare, cioè probabilmente io non c'ero, probabilmente poco pericolosa, possiamo dire, o tutto poco pericolosa una situazione in cui c'era del margine per andare un po' più in là del muro o dello scontrarsi o del resistere, difendersi. E Hussein mi ha portato del tè. A un bersaglio non gli porti del tè perché non sente il sapore del tè. Una persona sente il sapore del tè. Quindi c'è. E come ha reagito il colono? Nel momento in cui gli è Io stato credo che offerto suo il tè? figlio l'abbia preso, però non c'ero. Mi è stato raccontato a pezzi. Abbiamo un figlio da recuperare. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Sì, la domanda era, cioè, è rivolta a questo fatto particolare, ma in generale come questo tentativo a priori di non disumanizzare, ok? E quindi di far vedere che comunque a me importa di te come persona nei confronti di te che mi stai facendo delle ostilità. Come viene recepito in generale? Dai coloni. Allora, come... Perché le foto, alcune delle foto che facevi vedere prima, sì, non c'è, sembrano sorridere anche loro, Però noi abbiamo visto dei soldati, non abbiamo visto dei coloni. Ah, ok, sì. Sì. Arrivare ai coloni, essendo una parte estrema, io credo anche della società, è molto difficile arrivare. O forse bisogna, cioè, è un po' da riflettere su qual è la strada per arrivare. Per arrivare alla loro persona, al loro animo, al loro cuore, che c'è. Qual è la strada? La strada che arrivo io e ti faccio un discorso mentre hai appena finito di aggredire un pastore, o dopo che hai chiamato l'esercito e trincerato nel tuo posto, oppure potrei fare una strada un po' più lunga, che però non parta da me internazionale, cioè non è vero, che coinvolga anche tutta un'altra parte. Questa parte è la società israeliana. Io penso. E la società israeliana che è attiva da questo punto di vista, perché sono molte le associazioni che collaborano per la risoluzione del conflitto in maniera violenta. Ad esempio c'è un'associazione che si chiama Tayush, che ogni sabato, quindi il sabato ebraico, viene nelle South Hebronese, nelle colline a sud di Hebron, dove si trova questo villaggio e i villaggi intorno, per portare avanti delle azioni di riappropriazione della terra da parte dei palestinesi che sono stati presi dai coloni. Accompagna i palestinesi in questo, fa lavoro di advocacy e non credo assolutamente che sia facile per un israeliano fare questo. Non credo che sia facile per un israeliano rifiutare il servizio militare, perché ti
cambia l'esistenza in quel paese, farai molta più fatica a trovare lavoro, rischi di essere incarcerato. Come cambia l'esistenza di una persona decidere di farlo? Io una volta ho avuto l'opportunità di parlare con un soldato che aveva appena arrestato un pastore. Io gli ho chiesto: ma tu come persona cosa pensi di sta cosa che hai appena fatto? E lui dice: io non sono un soldato, adesso non sono una persona. E allora poi gli ho detto: ma... E no, lui mi ha detto: quando stasera, quando vado a casa, mi tolgo la divisa, ci penso. E allora gli ho detto: ok, ci pensi. E poi siamo andati avanti nel discorso e a un certo punto lui mi dice: ma tu lo sai che cos'era l'Olocausto, te lo ricordi? E ti si asciugano le parole alla bocca. Perché? Per due cose, perché è una tragedia immensa ed è la dimostrazione che dentro quella persona c'è un cuore. Il punto è, arrestando quel pastore, la tua ferita non si rimarginerà. Però la logica è una grossa logica di paura. Io quello che ho visto nei soldati, nell'azione militare, nell'azione dell'occupazione, è una grossa paura, una paura che non giustifica assolutamente quello che Israele continua a perpetrare. Sì, non c'è nessun poverino. Il tribunale della storia poi dirà tra 50 e 60 anni. Io tendo a non criminalizzare mai i militari in quanto tali, certo, perché sono persone che obbediscono a delle logiche che sono eminentemente politiche, per cui la responsabilità va trovata sicuramente nei politici israeliani, ma nel caso specifico di Israele nei potentati economici, che sono molto più responsabili dei politici israeliani stessi, perché Israele è una partita che si gioca non in Israele, è una partita che si gioca su altri tavoli. Lo sanno tutti i più vecchi quanto probabilmente. Quanti sono? 22 milioni contro 480 milioni di musulmani che sono tutti intorno e dentro a Israele. Tempo 20 anni, 30 anni. Gli israeliani non nascono bambini, non hanno bambini se non i pochi che nascono. I musulmani sappiamo che partoriscono le donne musulmane tantissimi figli. Tengo 30 anni, la questione è risolta, non spero, in termini di dialogo tra queste due entità, tra virgolette, culturali. Qui c'entra poco l'Olocausto, o c'entra anche poco, tra virgolette, l'Islam in quanto Islam o Palestina in senso culturale. Qui c'entra soltanto la responsabilità di chi ancora permette questo tipo di esiti che poi potrà permettere. E parlare di politici è anche facile, parlarne male, no? Però ci sono, credo, anche dei politici che spero si stiano dando da fare. La latitanza dell'ONU è abbastanza evidente negli ultimi 20 anni, adesso spero che diventino un po' meno latitanti. Non lo so se possiamo, tra virgolette, imputare i soldati più di quanto, tra virgolette, non si possa fare rispetto a qualsiasi tipo di soldato e di esercito di occupazione. I soldati obbediscono, non eseguono. Mi permetto di dire che c'è una responsabilità di azione comunque. Sì. Io non. A livello personale però. Certo, a livello personale. A livello personale, ma infatti è proprio, io credo proprio su questa riscoperta che è importante soffermarsi, sulla riscoperta che l'azione che io sto compiendo in quel momento mi contrassegna non solo come soldato, ma si ferma nel mio cuore come persona.
Non bisogna però mascherare con questo argomento che è estremamente grande, che è il carattere etico, le vere responsabilità che ci sono. No, assolutamente, ma sono responsabili. E non sono responsabili militari, secondo me, in situazioni del genere, sono responsabili politici. E i singoli cittadini, perché ogni cittadino condivide la sua quota di responsabilità. Certo. Ma sappiamo che la società italiana non è fatta tutti quanti di coloni nazionalisti o integralisti, insomma. Se volete guardiamo un video, non lo so, ci sono... Secondo me manca un video. Manca un video? Sì, quel video che era il link sull'invito, che voi dicete, però non so se anche... Sì, è un video in cui si spiega un po', parlano proprio i palestinesi. Prego? Parlano proprio i palestinesi, dura 10 minuti. Eccolo qua, allora. Etica, politica, però non fisica, proprio nel senso come che mi ricordo di questo film. Siete vedendo? No. Se avete 10 minuti di pazienza, so che è il riassunto di un documentario molto più lungo che si chiama Tomorrow's Land, che è stato girato nel 2010-2011 da una casa di produzione indipendente bolognese che è andata in Palestina e è stata ospitata da noi. Sul posto si esprime in arabo, in inglese, in dialetto. Allora, ci sono dei... Allora, tra volontari e dialetto veneto, perché eravamo ben in 3 veneti, uno di Padova, uno di Verona e io. No, e un po' di arabo. Io sono arrivata lì che non sapevo una parola e continuo a non saperne, cioè 50 neanche. E in inglese. Con i militari e con gli israeliani, soprattutto in inglese perché parlano buonissimo inglese. E con i palestinesi i giovani parlano bene l'inglese, sì. parlano molto meglio di me l'inglese. Ho avuto a che fare per molti anni, soprattutto negli anni dell'infanzia e della giovinezza, con volontari internazionali. E alcuni palestinesi, come questo signore che adesso vedremo che è Hafez, di cui vi parlavo, parla correntemente inglese. Però qualche parola di arabo è importante, soprattutto quando si comunica con i pastori. Poi si è creata una lingua media. Beh sì, per forza. Scendiamo negli aneddoti. Cioè, parlano un dialetto del dialetto del dialetto, per dire. Immaginavo, sì. Un po' come noi. noi. Grazie, Ashim Shokran. First of all, welcome to Atwani. I'm really happy just to tell about the story of my village of Atwani and the story about the South Hebron Hills in general. So since 1967 until this moment, Atwani is existed under the Israeli military control. The Israeli occupation declared this area as a military area. They started implementing kind of strategy or policy of evacuation, to evacuate the people and to expel the people away of this area. So the people, I mean the Palestinians in this area, they are simple peasants and basically depend on grazing sheep, growing the land, which is like the main source of their income. Mostly they live in caves and tents.
وسعوكم ولا العذر بقى يقدر عند عند بنات مسخنين ولا ما قرع عن شويه يا سيدي وسعوكم ولا العذر بقى يقدر. There are several problems for the Palestinians living in Mount Hebron. One problem is that they are very, even within Palestinian society, they may be perhaps the poorest of the poor. They are very poor people, farmers, and so that's one problem. Another problem is that many of these people are living in the vicinity of very extremist settlers. Very nasty people, and also the fact that since this area is not densely populated by Palestinians, Israel, according to Israeli policies, they would like to annex the entire territory, to kind of drive out the Palestinians and annex the territory to Israel. There's a strong Israeli interest in doing so. So I think that the Palestinians in Mount Hebron have are facing a combination of several problems, which make their life even harder than even the lives of most Palestinians living in the West Bank. I soldati in particolare sono spesso in giro per i villaggi e molto spesso entrano nel villaggio, di notte fanno irruzioni nelle case cercando armi come altre cose o anche solo per intimidire le persone, e quindi noi monitoriamo in generale tutta questa situazione. July 10. We are the training on non-violence. La particolarità di questo posto è che c'è un comitato di resistenza non violenta che è nato proprio qui nel villaggio e che si è diffuso anche coinvolgendo i villaggi limitrofi. E principalmente il primo motivo della nostra presenza come internazionali è stato quello di accompagnare i bambini nel tragitto da e per la scuola, per cui dall'inizio del 2005 uno dei nostri compiti principali è quello di monitorare la scorta militare israeliana che ogni mattina e ogni pomeriggio accompagna i bambini palestinesi dei villaggi di Tuba e Magar Labid nel tragitto verso la scuola. Quello che in parte ho imparato è rendermi conto che non è tutto bianco e tutto nero. Sicuramente di contraddizioni in questo posto ce ne sono veramente tante. La stessa scorta dei bambini è un'enorme contraddizione e io ancora oggi, a distanza di anni, faccio fatica ad abituarmi all'idea che sia normale che dei soldati israeliani debbano proteggere i bambini palestinesi da attacchi di altri israeliani che non potrebbero neanche stare lì perché vivono in un avamposto che è illegale secondo la stessa legge israeliana. E se ci sono dei coloni che vengono fuori, i soldati non possono fare niente. La cosa che possono fare è chiamare la polizia. And the equation is very, very simple. What Palestinians want is freedom. What Israelis want is security. Israelis will not have security without freedom for the Palestinians. And Palestinians will not have freedom without security for the Israelis. It's that complicated and that simple. And I think the most important thing, the thing that we have to put our effort in it, our vital strength in it, is the stopping of the occupation. Working through the wood. Keep feeling. We heard that 2 shoots now. Come back. Keep very, very chiaro. They pushed like the people forcefully, just like to let them use the violence
And you know, like, if the Palestinians, like in this area, if they use the violence, it means that the Palestinians will give them the excuses, you know, more excuses, you know, to use more violence at the end, you know, to control the land and to control this area. Devo dire. Sì, ho messo il link del sito di Operazione Colombo. E automaticamente si era letto un film per può essere adulti. che fosse stata una ripresa di un episodio particolare che io non ho, però. Ah, ok, va bene, perfetto. Comunque. Però potete trovarlo sul sito. Sì, Appaiono le notizie in ordine cronologico e quindi in quel giorno probabilmente. Non lo so, può darsi, sì. Sia molto più ravvicina, ma non lo so, è molto più individuale e personale piuttosto che collettiva. Sì, mi sarò fatto io con questa linea guida perché avevo visto questo e dico bene. Una domanda di questo tipo l'ho fatta anch'io a Martina, cioè l'ho fatta anche a mia Martina, quando ho detto sì, ma tutto sommato qua comunque c'è una condizione per cui qua ti puoi filmare, per cui attendano ben smontare, perché certi per riferimento suppongo come che pensavo che a mia certi tipi di violenza che succedono in Sud America o che sia successo in Sud America dove che attende a quei bambini che canta e gli tiraria via qua gente dentro anche. Sì, ecco, esatto. A che punto, capito? Allora infatti mi ho chiesto cioè chiaramente qua che sia una condizione diversa da questo, cioè non so come una guerra civile in Africa, ne so, tra gli Hutu e i Tutsi, dove che si era passato un certo tipo di livello probabilmente, quindi ci sono dei questo tipo di... Sì, però si deve bombardare a caso e sì, poi da basso. Poi cosa violenza, come reagisci? No? Cioè, questa era la domanda che mi facevo a me durante il percorso della serata. È accaduto molto spesso in passato, prima che i palestinesi si organizzassero e passasse molto tempo, cioè che questa organizzazione, questo tipo di resistenza non violenta maturasse, che i coloni compissero una serie di, possiamo definirle razzie, non saprei come definirle meglio, furti, e che i palestinesi ad esempio venissero picchiati personalmente nel momento in cui difendevano le loro proprietà. Questo accade. Accade anche che durante un arresto vengano bendati, ad esempio. Accade che se vengono fermati in una stazione di polizia possono subire delle violenze, ok? Non sono soltanto di tipo verbale, ma sono anche di tipo fisico. Può succedere che durante un'azione, come è successo, molti palestinesi, comprese le donne e le bambine, vengano picchiate. Personalmente sono andata a fotografare delle bimbe con i picchi in testa così, però vengono radunati nello stesso punto e presi a manganellate. Succede, è successo, continua a succedere. Qual è la resistenza? Io ho chiesto a queste bambine che cosa farete sabato prossimo. Era durante un'azione di riappropriazione della terra, quindi queste azioni di massa. E loro hanno detto: noi ci torniamo. D'altra parte però penso ci sia anche la consapevolezza che se uno reagisce in maniera violenta
la risposta alla cosa automatica. Fornisce una scusa, cioè questa c'è grande consapevolezza di questo. Per questo è anche una strategia. Che dare della violenza porta semplicemente, oltre a peggiorare la propria situazione, a dell'ulteriore violenza, che quando hai di fronte un popolo talmente forte militarmente come Israele, non ti puoi permettere. Cioè è anche una strategia di lotta questa. Credo. Scusa se ti ho detto. No, è l'unica. Nel senso, cioè non c'è alternativa. Perché sennò L'unico è il tempo e i giovani. Tutto qua. I giovani sia palestinesi che israeliani cosa decideranno di fare di quella terra nei prossimi 30-40 anni. Sì, ma basta. Io ho fiducia che venga la pace un giorno su questo. No, sì. Io è un bisogno estremo. non so, Bisogno sì, però venga la pace. Quando arriva dall'Antico Testamento non Abramo. però allora abbiamo scritto quelle parole lateralmente. Come dici? Abbiamo scritto quelle parole là per niente? Quali? No, quello che pace al cervello mio, però prima quello che dicevo pace al cervello mio. Che se un dato è saputo che i proverbi di cinquili di saggezza, qua si bisogna fra dei cortei, arabi. Noi dobbiamo scrivere fra dei cortei adesso? Arabi, israeliani, di fra dei cugini, sempre parenti. Ringraziamo Martina e ringraziamo tutti, perché la ringraziamo perché ci ha aiutato. Ci ha aiutati a costruirla insieme questa serata e per questo noi le siamo veramente grati. Diciamo che questo sarebbe, cioè, noi vorremmo, il nostro obiettivo sarebbe che tutte le serate siano così. Abbiamo un argomento e assieme ne parliamo. Non una lezione frontale, un esperto che ci parla della Palestina, ma insieme costruiamo la serata e capiamo qualcosa di più. E ricordo il prossimo incontro tra 2 settimane circa, giovedì 24 aprile, e la serata sarà dedicata, è una maniera per ricordare il 25 aprile e parleremo ancora in qualche maniera di resistenza, diciamo con un piccolo spettacolo multimediale, quindi invitiamo tutti a partecipare e grazie a tutti.